Al nuovo Palasport di Fasano arriva la prima della classe, il Benevento. Ad ospitarla è un'Itria che lotta con il coltello tra i denti per restare aggrappata alla categoria. Buonasera a tutti da Stefano Semerano e vi do il benvenuto all'anticipo del venerdì sera della 22esima giornata di Serie A2 Elite Girone B, nona di ritorno, match tra Itria Football Club, GG Teamwear Benevento. L'Itria, quart'ultima quota, 20 punti, è in piena zona play-out, ma arriva dalla preziosa vittoria casalinga contro il Masca Lucia. 3 punti che hanno riacceso entusiasmo e speranze. Davanti però c'è l'ostacolo più alto possibile del campionato, il Benevento, che guida il campionato con 50 punti e una corazzata costruita per la promozione diretta in Serie A e si presenta a Fasano con il vento in poppa. Qualificazione alle Final Four conquistata in settimana battendo il Pescara e precedentemente successo in campionato contro la Cati Antincendi Futura nell'ultimo turno della season. Un incontro che vede il precedente dell'andata, quel pirotecnico 5-4 al Pala Tedeschi per il Benevento, una delle migliori prestazioni stagionali dell'Itria, con giocate di altissimo livello e il meraviglioso gol di tacco di Capitan Punzi rimasto negli occhi di tutti. Ma stasera si riparte da zero, ma con una posta in palio ancora più pesante: sogni di promozione contro fame di salvezza. Gara che sarà arbitrata dagli arbitri: il primo arbitro Daniel Fior di Castelfranco Veneto, secondo arbitro Rosario Angelo Fagliella di Castellammare di Stabia, crono Gabriel Bruno Barbato della sezione di Castellammare di Stabia. Nel frattempo che avviene le foto tra le due squadre, approfittiamo per leggere le due formazioni. Mister Fausto Scarpitti, che si fregia del rientro in campionato da un infortunio dopo 2 mesi di Volonnino. Schiera Montefalcone, De Crescenzo, Salas, Abdala, Renoldi, Rosato, Volonnino, Caruso, Zonta, Rafinha, Luchignas e Mellone. Per Mister Bruno, per l'Itria, che riesce ad avere in campionato la squadra al completo, forse per la prima volta, visto tanti infortuni e squalificati. Schiera Palazzo, Punzi, Bruno, Loparco, Ricci, Ferri, Porselli, Foppa, Semeraro, Laddomata, D'Aversa e Mastrovito. Tutto pronto per l'inizio di questa 22esima giornata del campionato di Serie A2 Elite Girone B. Itria Benevento. Andiamo a controllare gli starting five dell'incontro: Palazzo, Bruno, Punzi, Ricci e Ferri per l'Itria. Per quel che riguarda invece il Benevento, Montefalcone tra i pali, abbiamo Rafinha, Caruso, Abdala e Renoldi. Tutto pronto, c'è però un piccolo intoppo sulla rete di porta che viene prontamente riparato dagli addetti al palazzetto. Corazzata quella del Benevento, che vede la miglior difesa del campionato. Si fregia di giocatori che hanno militato nella maggior parte in Serie A, da Zonta, Zonta, Renoldi, Rafinha, Salas, anche Volonnino. Una squadra che ha 5 partite dalla chiusura del campionato, punta a salire direttamente, ma non c'è la matematica, quindi partita fondamentale per raggiungere la promozione. Dall'altro un'Itria che ha necessità di far punti per restare direttamente. Si parte. Itria, Benevento e Bruno a impostare. Ricci, Ferri sulla banda sinistra, ancora Ricci. Bruno non riesce a raggiungere la sfera Ricci, quindi si riparte da Montefalcone, che poggia per Rafinha, banda sinistra opposta per Abdala, ancora Rafinha centralmente, Renoldi, banda destra, guadagna metri, poi cerca di servire Caruso, palla irraggiungibile per il proprio compagno e quindi possesso Itria. Ricci chiede il cambio della sfera, probabilmente leggermente sgonfia, quindi si ripartirà dalla banda sinistra. Pressing alto da parte del Benevento, che prova a schiacciare subito l'Itria nella propria area. Ferri scarica su Ricci, che è un po' corto per Punzi, che è costretto a liberarsi velocemente della sfera sul pressing di Rafinha.
Palla che finisce tra le mani di Montefalcone, fa ripartire Abdala, guarda i propri compagni, guadagna metri. Renoldi, controllo di Mancino, cerca la triangolazione con Abdala che viene chiusa di sponda da Caruso, la conclusione da parte di Rafinha che colpisce troppo sotto la sfera, che si alza sopra la traversa. Prima incursione di attacco per il Benevento, si conclude però con un tiro alto di Rafinha, ma inizia il primo squillo del Benevento dopo pochi secondi dall'inizio del match. Ancora pressing alto del Benevento, questa volta su Ferri, attaccato da Abdala, è costretto a liberarsi velocemente della sfera. E possesso che ritorna quindi per il Benevento. Sarà Renoldi a far ripartire i suoi. Dietro per Rafinha, cambia banda su Abdala, affrontato da Ferri, lo salta, si accentra Abdala, mantiene il possesso. Renoldi che è andato sulla banda opposta, Rafinha. Linea di passaggio, costretto Renoldi a tornare ancora su Montefalcone che prova a servire in avanti il proprio compagno, in anticipo Punzi su Caruso. Abdala riprende il gioco, serve Rafinha. Renoldi, Punzi lo attacca e lo ferma. Si rifugia in faro laterale il Benevento, quindi è Renoldi a far ripartire ancora i suoi, sempre Rafinha a impostare il gioco. Abdala riesce a saltare Ferri splendidamente, ancora Renoldi chiude la triangolazione con Abdala, guarda verso il centro dei propri compagni ma perde l'attimo per poterli servire, quindi prova a ripartire in transizione offensiva dell'Itria, ma fermato dal recupero di Caruso. Montefalcone appoggia su Rafinha, si riparte ancora da Abdala, si fa vedere ancora Rafinha, pressato ancora da Punzi, riesce a servire Caruso, di sponda su Abdala, ha spazio, poggia per Rafinha, centralmente per Caruso, palla sul mancino, prova il colpo di tacco ma Palazzo blocca la sfera facilmente. Ha provato il gol di magia Caruso. Renoldi, ancora Abdala, costretto a giocare velocemente Renoldi sul pressing di Punzi, palla che arriva a Montefalcone a far ripartire ancora Renoldi. Attende in fase difensiva l'Itria, possesso prolungato da parte del Benevento in questi primi minuti di gioco. Abdala, ancora Renoldi, attaccato da Punzi, prova a far salire il pressing l'Itria. Abdala prova ad andare via in velocità, recupera attivamente palla Ferri, 2 contro 1, Ferri cerca di servire Punzi, ottimamente chiude Rafinha, fa ripartire poi Renoldi, ma è solo Rafinha, quindi preferisce mantenere il possesso e tornare dietro su Abdala. Pressing con Ferri, Rafinha di prima su Renoldi, prova a servire Caruso, ottimo diagonale da parte di Punzi, stop di Ricci, attaccato da Renoldi, perde per un attimo il possesso. Bruno fa ripartire i suoi, servendo Ferri. Punzi verticalizza su Ricci, spalle alla porta, è costretto ad andare a muro su Bruno. Ferri non trova soluzione in avanti, quindi ritorna ancora su Ricci, centralmente verso Punzi che difende bene la sfera, prova a servire Ferri, poi rimpallo dove Punzi preferisce lasciar scorrere in faro laterale, sarà Ricci, anzi adesso è entrato Laddoma dal suo posto. E anche Semeraro al posto di Bruno. Punzi alza la sfera per Laddoma, primo pallone toccato dal numero 18 dell'Itria, pressato in maniera pulita da Rafinha, quindi non c'è fallo. In campo adesso Rosato, che Nex dell'Itria, cresciuto in tutte le giovanili dell'Itria, l'anno scorso ceduto prima al Pirossigeno Cosenza in Serie A, adesso in prestito nuovamente al Benevento in questa seconda fase di stagione. Ha lasciato il cuore qui all'Itria dopo tanti gol e tante stagioni. E proprio lui adesso con un ottimo controllo di palla riuscire a mantenere il possesso e a servire Rafinha, che subisce fallo. Primo fallo del match commesso da Semeraro, primo fallo per l'Itria appunto dopo 4 minuti e 2 secondi di gioco. Riparte velocemente il Benevento con Volonnino, entrato ora in campo. Rosato, possesso, salta l'Addomada, si accentra, prova a servire benissimo Caruso di sponda su Volonnino che manca l'impatto con la sfera, occasione mancata dal Benevento, prova a ripartire l'Addomada,
accerchiato da due giocatori del Benevento, è costretto a ripartire dietro per Punzi. Occasione limpida per il Benevento, non sfruttata da Volognino, bellissima la sponda da parte di Caruso, ma Volognino praticamente a quasi porta libera, ha ciccato completamente l'impatto con la sfera. Punteggio quindi ancora fermo sullo 0-0 dopo 4 minuti e 40 secondi di gioco. Ancora Rosato, salta benissimo Semeraro, poi scarica su Volognino, si accentra, va su Rafinha, torna ancora su Rosato sulla banda sinistra. Non guadagna metri il Benevento sul pressing dell'Itre, ma continua lo scambio, ottimo, ma Volognino poi sbaglia a servire Caruso. Ottimo l'anticipo da parte di Punzi, e Foppa adesso a impostare l'addomada sulla banda destra, mette calma servendo Punzi, poi ancora Foppa, davanti a sé Volognino, Foppa lo punta, si accentra, si porta la palla sul mancino, scarica su Punzi, davanti a sé Caruso, cerca una soluzione Punzi, prova a dribblare Caruso, poi il rimpallo favorevole ai giallorossoblu. Punzi, bando opposto su Foppa, davanti a sé Volognino, lo punta, doppio passo, prova a scaricare il mancino, Montefalcone blocca in due tempi. Rosato torna su Rafinha, Volognino, centralmente ancora su Rosato, di sponda Muro su Volognino, cerca una soluzione, guarda Caruso che è libero in avanti, pressato dalla Domada, ancora Caruso mantiene il possesso, poi raddoppia la parte di Punzi, rimpallo che però favorisce il Benevento. Richiamato dal direttore di gara Punzi, una probabile protesta la sua per, o meglio, disappunto per il possesso mantenuto dal Benevento, voleva il fallo laterale a suo favore. Rafinha dietro per Rosato, prova a scaricare il mancino, la Domada respinge, cerca di mantenere il possesso, poi interviene Semeraro ad allontanare dal limite della propria area il pallone. Montefalcone guadagna metri, prova a servire sulla banda destra, Rafinha, difficile il controllo per lui, non riesce a stoppare la sfera, quindi riparte l'Itria con Punzi. Cerca una soluzione Punzi, torna ancora sui suoi passi, pressing altissimo da parte di Rosato, Benevento che non dà respiro all'Itria. Adesso Punzi prova a chiedere di far salire i suoi, Palazzo riparte proprio da Punzi, davanti a sé De Crescenzo. Rientra in campo sia Bruno Ricci e anche D'Aversa, di rientro da un infortunio, anche il numero 22 aveva subito una frattura alla mano. Ricci serve la Domada, controllo non semplice il suo sul pressing di Rosato e quindi perde il possesso, poi prova il pressing, la Domada su Montefalcone su una palla lenta servita da Volognino. È riuscito però a liberarsene Montefalcone. Rosato, Salas a Muro, Rosato si accentra, ancora Salas, ha spazio. Prova a servire la parte opposta a Volognino, capisce tutto la Domada, che però perde poi il possesso. Rosato centralmente, D'Aversa lo pressa, Salas ancora dietro il Montefalcone, la palla è un po' corta, contrasto tra Montefalcone e D'Aversa, riesce ad avere la meglio, forse un tocco di mano, nulla da ravvisare per il direttore di gara. Riparte in transizione offensiva il Benevento, Rosato prova la conclusione, rimpallata, riesce poi a servire De Crescenzo che prova a scaricare il mancino, respinta ancora da parte di D'Aversa e Ricci prova a ripartire centralmente, esce dal traffico, poi viene fermato da Rosato ancora una volta, transizione offensiva da parte del Benevento, Rosato pressato da tre giocatori, perde il possesso, ancora Ricci, 2 contro 1, davanti a sé Salas, serve la Domada contro Montefalcone, respinge ancora Ricci, conclusione, ed è Salas a salvare tutto, a allontanare De Crescenzo. Momenti concitati della partita da una parte e dall'altra, occasioni di ripartenza. Nulla di fatto, il punteggio rimane sullo 0-0, ma transizioni offensive continue. Protesta intanto da una parte e dall'altra l'Itria per un presunto fallo di mano di Montefalcone in fase di rientro sul contrasto contro D'Aversa. Adesso invece la protesta è perché il proprio compagno Rosato era per terra e si è continuato a giocare senza intervento dell'arbitro, quindi nulla di fatto però da ravvisare per il direttore di gara. Quindi si riparte dal corner, D'Aversa a riprendere il gioco, prova a servire Punzi, deve attendere il fischio del direttore Faiella. Ancora D'Aversa, prova a ripartire da Bruno, cerca la conclusione al centro, stoppa benissimo Ricci, prova a girarsi, De Crescenzo la respinta e poi spazza tutto Rosato. Bruno ancora,
cerca di non perdere il ritmo l'Itria su questo forcing offensivo. D'Aversa riesce a servire Punzi, con la suola si gira perfettamente, riesce a servire Ricci che salta per un attimo Salas, De Crescenzo di fronte, il tunnel da parte sua, ancora Ricci, perde centralmente per D'Aversa, anticipo in diagonale da parte di Volognino, intervento provvidenziale, poi mette calma Rosato, poggia dietro ancora per Salas, Volognino ancora, guadagna qualche metro, torna ai suoi passi, serve Rosato, pressing da parte di Punzi, Salas ancora, cerca di servire De Crescenzo, ottimo l'anticipo da parte di Bruno che però non mantiene il possesso del pallone, colpisce Rosato, punizione fischiata dal direttore di gara e ammonizione per Bruno che però non ci sta, continua a protestare dicendo di non aver toccato Rosato, il suo allenatore fino alla stagione scorsa, ma Bruno non ha accettato la reazione di Rosato, secondo lui non aveva toccato il numero 12 del Benevento, che rimane a terra dolorante. Cartellino anche per Convertini dalla panchina per proteste. Time out chiesto dal Benevento, probabilmente per creare anche un po' più di calma all'incontro. Si ritorna dal time out richiesto dal Benevento che riparte da una punizione, il secondo fallo commesso dall'Itria con cartellino giallo anche per Bruno su fallo su Rosato. Sulla sfera si preparano sia Renoldi che Rafinha, in barriera solo Semeraro. Si attende il fischio dell'arbitro, parte Renoldi, lascia la sfera per Rafinha che prova direttamente alla conclusione sulla traiettoria Punzi ad allontanare via dalla propria area. Trascorsi 8 minuti e 10 secondi dall'inizio della partita, risultato sempre sullo 0-0, due falli commessi dall'Itria, 0 del Benevento. Occasione da una parte e dall'altra, ritmo dell'incontro salito vertiginosamente con rapidi capovolgimenti di fronte. Partita anche fisica tra le due squadre. Ricci, Punzi, velo per Semeraro, ma la palla finisce tra i piedi di Rafinha. Poi Abdala, pressato da D'Aversa, ancora Abdala, riesce a mantenere il possesso ma non a servire il proprio compagno. E quindi è Ricci a far ripartire i suoi 3 contro 3. Ricci prova la conclusione. Deviazione di Renoldi e sarà corner per l'Itria. Rientra in campo Ferri. Punzi si impossessa della sfera, guarda al centro i propri compagni, poggia dietro per Ferri, velo per D'Aversa e prova la conclusione sulla traiettoria muro, c'è Salas. Punzi chiama lo schema ai propri compagni, c'è movimento da parte di Foppa, viene incontro Ferri, lascia scorrere, ancora palla verso il centro, Montefalcone si porta in avanti la sfera, prova con il mancino a calciare direttamente in porta. Palla che finisce alta abbondantemente sopra la porta difesa da Palazzo. Punzi, pressing alto da parte del Benevento con De Crescenzo, Foppa pressato da Abdala, ritorna ancora su Punzi, cerca di verticalizzare per Semeraro, la palla per Semeraro, difficile per lui il controllo. Montefalcone in anticipo, spazza via dalla propria area. Bellissima partita fino a questo momento, entrambe le squadre a viso aperto si stanno affrontando con
animo e anche qualità tecnica. Semeraro di prima, in questo caso c'è un errore in fase di impostazione da parte dell'Itria. Foppa non raggiunge la sfera, troppo corto il passaggio da parte di Semeraro. Sarà Renoldi a far ripartire i suoi, rientra in campo, anzi entra in campo Luchinias per il Benevento. Luchinias che contro l'Itria ha sempre segnato tanti gol, anche l'anno scorso con il Molise in Coppa Italia. Una delle sue vittime preferite sono proprio i giallo-rosso-blu. Renoldi riesce a saltare benissimo Foppa, poi ottima la chiusura in diagonale da parte di Ferri. Punzi in difficoltà in mezzo a due, riesce però a liberarsi benissimo della sfera, a servire Semeraro che di prima nella parte opposta riesce a servire Ferri. C'è un fallo in ritardo da parte di Salas. Primo fallo commesso dal Benevento. In ritardo Salas ha sfalciato Semeraro che è riuscito a servire dalla parte opposta Ferri. Ancora pressing altissimo da parte del Benevento. C'è l'errore da parte di Punzi. Riparte Abdala. Salas. Renoldi, controllo di Mancino. Punta Semeraro, lo salta in seconda battuta Punzi. Poi recupera ancora Salas. A terra Punzi è stato colpito sul contrasto involontariamente da Renoldi. Trascorso il primo quarto di gara, risultato fermo sullo 0-0. Un paio di occasioni limpide per il Benevento nella prima parte, soprattutto quella con Volonnino, che ha avuto una grande occasione ma non è riuscito a ribadire in rete. Dall'altra Unitria che a testa alta cerca di impensierire la difesa beneventana. Approfittano per dissetarsi e per recuperare, perché comunque i ritmi sono davvero molto alti nella gara, quindi necessità di ossigeno. Riparte Montefalcone, restituita la sfera da parte di Ferri. Renoldi cambia banda su Salas che su due tocchi gioca con Luchinias, spera la porta, raddoppiato nella marcatura. Punzi riesce a saltarlo, ma palla dietro per Salas che non ci arriva. Abdala dalla parte opposta, prova a saltare Semeraro che interviene benissimo a fermarlo. Occasione Sannita mancata, ottima palla al centro da parte di Luchinias. Ha mancato l'impatto Salas per ribadire in rete. Abdala cerca una soluzione, la trova in Luchinias. Ancora Abdala, scambia ancora con Luchinias a muro. Dalla parte opposta Salas, punta Ferri. Torna su Abdala, qualche metro di spazio, prova la conclusione centrale, respinge Palazzo, ancora una volta poi Salas sulla respinta, palla altissima sulla traversa. Prova a pescare il jolly da lontano Abdala, Palazzo si è fatto trovare pronto. Ancora pressing alto del Benevento, Ferri. Bruno cerca di servire in sovrapposizione Ricci, ma ci arriva Renoldi, Montefalcone serve Abdala. Cercano la luce di passaggio, la trova su Luchinias che riesce a girarsi benissimo, ma interviene in diagonale Foppa a fermare il pivot Sannita e quindi riprende con il corner il Benevento. Sarà Salas pronto a battere. Movimento centro dell'area, Salas prova a buttarla al centro verso Renoldi. Intervento provvidenziale di Palazzo. Serve subito Foppa che è costretto però a liberarsi della sfera lanciando via, evitando rischi. 11 minuti trascorsi effettivi di gioco, risultato ancora sullo 0-0, due falli commessi dall'Itria, uno dal Benevento. Ancora Abdala, alza benissimo per Luchinias che però non riesce a mantenere la sfera, deviata da Foppa, quindi sarà ancora a possesso del Benevento. Abdala. Scontro tra Luchinias e Ricci. Interviene il direttore Faiella a metter calma tra i due. Si riprende con il fischio del direttore di gara. Abdala riesce a trovare centrale Renoldi, anticipato ancora una volta da Ricci. Concentrazione massima in fase difensiva finora da parte dell'Itria. Grande possesso da parte del Benevento. Abdala alza la sfera, riesce a trovare Rafine che si coordina benissimo
sulla conclusione di destro e Palazzo riesce a respingere, poi Foppa, salta Renoldi, salta anche Abdala, Montefalcone è costretto ad uscire dai pali per intervenire in anticipo su Foppa. Ottima incursione da parte dell'italo brasiliano. Sarà lui ad apprestarsi alla battuta del corner. Poggia su Bruno che scarica centralmente forte, ma Montefalcone ci mette le dita per deviare e anticipare Ferri. Dalla banda opposta, faro laterale, si appresta a battere Ricci. Riesce a servire Foppa, spazio, prova la conclusione di Mancino, conclusione di poco a lato, deviata probabilmente da Renoldi, ma inizialmente aveva dato rimessa dal fondo per Montefalcone. In realtà Faiella ha postato forse in una condizione migliore, ha visto la deviazione di Renoldi, quindi sarà corner per l'Itria. Continuano le proteste di Montefalcone. Ricci. Sono proteste anche da parte di Scarpitti. Animi caldi in campo, sicuramente c'è una posta in palio alta da una parte e dall'altra, in maniera opposta, punti per la salvezza per l'Itria, dall'altra invece la voglia di continuare nel proprio cammino per la promozione diretta in Serie A. Ricci si riprende il gioco, riesce a appoggiare per Ferri, respinta la parte di Luquinhas. Nuovamente Ricci. Lascia l'incombenza a Ferri che prova a battere forte in porta, ma la palla finisce direttamente sul palo e ritorna nello stesso punto di battuta, ma questa volta con possesso Sannita. Sarà Rosato a riprendere il gioco con Rafinha, guadagna metri, scarica ancora su Rosato, il mancino di Rosato riesce a saltare benissimo l'Addomata, guadagna spazio, salta anche Bruno, prova la conclusione di destro, palla sull'esterno della rete, Palazzo, serve subito Bruno, pressato da Abdala, ritorna ancora da Ricci. Ferri, ancora Ricci, si alza la sfera, prova a difendere la Ferri e Palazzo costretto a uscire e senza troppi fronzoli la lancia via. 8 minuti al termine della gara, possesso Benevento. Rosato torna indietro da Montefalcone, centralmente per la fine, anticipa la parte di Ricci, l'Addomata costretto a girarsi ancora, l'Addomata, la conclusione, palla sull'esterno della rete, occasione Itria mancata dall'Addomata su un errore in fase di impostazione, anticipato Rafinha dall'Addomata, non è riuscito poi a concludere in rete, centrando la luce della porta. Ancora Rosato, ancora un errore in fase di impostazione del Benevento, insomma, per approfittare ancora una volta Ricci, poi palla lunga, Palazzo, errore in uscita e c'è il gol da parte di Luquinhas per il vantaggio del Benevento. 1-0, la sblocca lui, Luquinhas. Occasioni prima da parte dell'Itria sul capovolgimento di fronte, Montefalcone è andato a pescare Luquinhas, errore in uscita da parte di Palazzo. Come dicevamo, Luquinhas come vittima preferita proprio l'Itria, quindi ha ribadito quello che è proprio nelle sue corde, è andato a rete di testa, sbloccando la partita. 7 minuti e 16 al termine, 1-0 Benevento. Adesso tocca rincorrere per l'Itria, l'Addomata, Ferri, Ricci, ancora l'Addomata, riesce a mantenere il possesso sul pressing di Rosato, Bruno, ancora l'Addomata, Ricci riesce a servire Ferri, pressato da Volognino, difende la sfera, poi cerca di servire Ferri ma contrastato da Rafinha, il rimpallo è favorevole per il Benevento. A ripartire proprio Volognino che riesce a servire Rafinha, Rosato,
alza la sfera direttamente in porta, ha provato a pescare il jolly Rosato sorprendendo Palazzo che era in uscita, non ha centrato la porta, ma ottima idea da parte di Marco Rosato. Prova a ripartire Ferri, fallo da parte di Volognino, secondo commesso dal Benevento, quindi pareggia il conto dei falli. Rientrano in campo D'Aversa e Punzi. Partita sbloccata da Luquinhas dopo 12 minuti di gioco. Un errore di Palazzo in uscita ha permesso a Luquinhas di colpire di testa e battere a rete. La Domada, controllo difficilissimo per lui, non riesce ad addomesticare la sfera e quindi a ripartire ancora il Benevento. Pressing da parte di D'Aversa, Volognino va via in velocità, Volognino cerca di servire Rafinha, passaggio per lui leggermente arretrato e quindi sarà l'Itria a mantenere il possesso. Cambia banda la Domada servendo D'Aversa davanti a Serafigna. D'Aversa prova la verticalizzazione per Bruno, gol bellissimo da parte di Bruno, pescato da D'Aversa, una verticalizzazione precisa e puntuale. Bruno non ha che da appoggiare in rete per il pareggio da parte dell'Itria. E dopo 13 minuti e 43 secondi di gioco la pareggia Bruno. Tutto da rifare per il Benevento, in anticipo ancora Bruno, si scontra con Volognino, sfera che rimane in possesso del Benevento, ma Caruso non riesce nel controllo. Inserimento di Bruno puntuale al centro dell'area, non poteva nulla Montefalcone. D'Aversa prova a servire nuovamente Bruno, questa volta non raggiunge la sfera. Bellissima partita fino a questo momento. Zonta serve ancora Volognino, pressato da D'Aversa, chiede ai propri compagni di farsi vedere per un passaggio. Sarà Volognino a riprendere il gioco. Lancia lungo per Caruso, puntuale l'anticipo di Punzi. 5 minuti e 53 al termine del primo tempo, risultato 1-1. A Luquinhas ha risposto Bruno per l'Itria. 2-2 il conteggio dei falli invece. Proprio Zonta adesso a provare a calciare in rete, murato dalla Domada. Rosato, Volognino, contrasto con D'Aversa, la palla finisce su Caruso, di sponda per Volognino, ma ancora possesso Benevento. La recupera Zonta, cerca di mettere calma servendo Montefalcone. Rosato addomestica perfettamente la sfera, prova il mancino, respinge ancora Punzi, suolata da parte di Caruso, poi Volognino traversa, ancora Rosato, nulla di fatto per il Benevento, occasione per Volognino, ottima azione da parte del Benevento, si oppone la traversa. D'Aversa, Punzi, davanti a sé Caruso, prova a servire la Domada, palla irraggiungibile per lui. Zonta, Volognino sulla banda sinistra, pressato da D'Aversa, ancora Zonta, Rosato, qualche metro di spazio, guarda i propri compagni, guadagna qualche metro ma poi torna a servire. Zonta sulla banda sinistra, cerca centralmente di servire Rosato, anticipa da parte di D'Aversa, Montefalcone deve liberarsi della sfera, lo fa centralmente per Rosato, a spazio, 2 contro 1, Rosato punta Semeraro, cerca di servire Caruso, lo capisce tutto Semeraro, ancora Caruso, serve Rosato, prova il mancino sul secondo palo e sfera che passa da sotto le gambe di Palazzo per il 2-1 Benevento. Marco Rosato riporta in vantaggio i Sanniti, il gol dell'ex. Ha cercato di servire Caruso sul secondo palo, ma è diventato poi un tiro tra i pali dove Palazzo si è fatto sorprendere. Time out richiesto dall'Itria.
Si riprende dal time out richiesto dall'Itria, ancora una volta torna in svantaggio dopo il gol siglato da Marco Rosato. 2-1 per il Benevento a 4 minuti e 53 dal termine della prima frazione. Tutto da rifare ancora per l'Itria. Benevento che era passato in vantaggio con Luchinias, dopo 4 minuti aveva pensato Bruno a pareggiarla, poi successivamente ancora Marco Rosato ha pescato il gol per il 2-1. Ancora un errore in fase di impostazione del Benevento e Ricci cercherà di approfittarne. Ricci prova la conclusione, sfera che finisce abbondantemente al lato. Montefalcone guarda i propri compagni, riesce a servire Salas che salta a pallonetto d'avverso e poi in seconda battuta Punzi recupera la sfera, tu per tu contro Zonta. Punzi prova la conclusione, a muro Zonta riesce a deviare in fallo laterale. Ricci a chiamare lo schema. 4 minuti e 24 ancora da giocare. Ferri finta il tiro, punta Zonta. Ferri prova a liberarsi sul destro, sulla traiettoria Salas. Renoldi inciampa sulla sfera. Ferri la mantiene con la suola, mette calma su Ricci. Punzi sulla banda sinistra. Ferri ancora, perde qualche metro l'Itria. Punzi prova ad andare in velocità su Caruso, ritorna di suola e va a servire Ricci sulla banda sinistra davanti a sé Rinaldi. Ferri serve malamente Punzi, pressato da Caruso. Punzi riesce a girarsi splendidamente, a recuperare metri, si porta in avanti Punzi, cerca verticalizzazione su Semeraro, ma ancora possesso Itria con Ferri, mantiene il possesso nonostante la caduta. Ancora Punzi, prova la conclusione, deviazione, poi c'è Semeraro che era ben appostato sul secondo palo e Montefalcone si allunga per deviare in fallo laterale. 3 minuti e 37 ancora da giocare in transizione offensiva l'Itria. Ferri lascia l'incombenza a Punzi che prova la conclusione forte sul secondo palo dove non c'è nessun compagno. Corner Ricci, Foppa si porta avanti con la suola, cerca di servire centralmente Punzi ma a muro respinge Caruso. Ancora Ricci, in anticipo Rinaldi riesce a servire Caruso che spazza via allontanando il pericolo. Ritorna in campo Luchinias per il Benevento. Ferri intanto si appresta a riprendere il gioco, serve Palazzo di prima, alza la sfera senza rischi, manda via dalla propria area il pallone. Benevento che torna in possesso e ripartire sarà Rinaldi, poggia al vicino compagno Rafinha. Salas, ancora Rinaldi, pressato da Ricci, in difficoltà Rinaldi, non perfetto il suo controllo, è costretto quindi a rifugiarsi in fallo laterale per evitare rischi, quindi è Ricci a far ripartire i suoi, servendo dietro Punzi. Ricci cerca qualche soluzione, rotazione da parte dei compagni. Ferri prova a girarsi a Salas di fronte, cerca di saltarlo ma interviene in maniera pulita Salas sulla sfera. 2 minuti e 58 al termine, possesso per l'Itria, risultato sul 2-1 per il Benevento. Falli commessi 2 per parte. Palazzo prova a lanciare Foppa, impossibile per lui raggiungere la sfera, quindi sarà Montefalcone a far ripartire i suoi. Parte dal mancino di Rinaldi, torna indietro su Rafinha, ancora Rinaldi, rotazione da parte di Rafinha che si fa trovare pronto ma spara alla porta, pressato da Punzi, va di sponda su Rinaldi che di tacco serve splendidamente Salas, banda sinistra per lui, ancora su Rinaldi. Questa volta il controllo non è dei migliori e quindi Foppa riesce a saltare Salas, ancora Foppa, si porta sul mancino, torna sui suoi passi, mantiene il possesso della sfera in una situazione complicata per lui, esce dal traffico poggiando su Punzi e va via in velocità, ottimo su Rinaldi, ancora Punzi, prova centralmente a servire Ricci. Palla che non viene raggiunta dal proprio compagno. Montefalcone la lascia scorrere fuori ed è pronto a far ripartire Rafinha. 2 minuti e 10 ancora da giocare. Rinaldi, Salas, ancora Rinaldi, Luchinias,
Rafinha riesce a servire Renoldi, a sperare la porta, prova col mancino a andare dalla porta opposta per Salas, forse aveva lo spazio anche per girarsi, non ha intuito di essere solo e quindi ha cercato piuttosto la sponda su Salas, però nulla di fatto, palla troppo arretrata per lui. Foppa aspetta qualche movimento dei propri compagni, serve Punzi in anticipo Renoldi, serve Salas, Rafinha a qualche metro di spazio, preferisce servire Renoldi e impostare con Luquinhas che prova la conclusione a rete. A pugni chiusi Palazzo si rifugia in corner. Sarà Salas a battere. Prova a servire centralmente ancora per Luquinhas che batte di prima rete per il 3-1 Benevento. Doppietta per Luquinhas, intervenuto di prima forte sotto la traversa, non poteva nulla Palazzo in questa occasione. Doppio vantaggio quindi per il Benevento, mette più al sicuro il risultato a 1 minuto e 37 al termine della prima frazione. Arrivato su palla inattiva, Luquinhas ancora recupera un'ottima sfera, preferisce poi tornare indietro da Montefalcone e mantenere il possesso. Renoldi, pressing alto da parte dell'Itria, Ferri prova ad andare su Luquinhas, è costretto poi a far fallo su di lui. Terzo fallo commesso dai giallorossoblù. Sarà Rafinha a battere, lo fa velocemente su De Crescenzo che va di sponda a muro su di lui. Sbaglia tutto Abdala, Foppa riesce a servire Punzi, poi costretto al fallo Rafinha. Terzo fallo anche commesso dal Benevento a 1 minuto e 08 dal termine. Distanza ragguardevole, ma Punzi ha nelle sue corde un ottimo tiro, probabilmente proverà la conclusione direttamente a rete. 2 uomini in barriera, Abdala e Luquinhas richiesti da Montefalcone, rimangono vicini i due, non si stacca nessuno sul palo, quindi preferisce chiudere la luce della porta Montefalcone con 2 uomini in barriera. Lunga rincorsa da parte di Punzi, parte, serve Ferri che prova il mancino ma chiude troppo l'interno e quindi finisce la palla alla sinistra di Montefalcone. Serve vicino il proprio compagno Rafinha, De Crescenzo riceve, cambia banda andando su Abdala, Luquinhas si gira ottimamente su Ferri che è costretto in ritardo a commettere fallo. Quarto fallo commesso dall'Itria a 53 secondi dal termine della prima frazione. Era andato via molto bene nascondendo la palla a Luquinhas. De Crescenzo prova a servire Rafinha in anticipo, questa volta Ferri, Rafinha lo pressa, lo ferma rifugiandosi in faro laterale. Bruno si appresta a riprendere il gioco, 45 secondi al termine, risultato sempre 3-1 per il Benevento. Ferri di suola per Bruno, torna su Foppa, perde metri l'Itria, pressing da parte di Abdala, riceve Punzi dalla banda sinistra davanti a Serafigna. Punzi prova a servire Ferri ma sulla traiettoria c'è Abdala che serve Luquinhas, Punzi recupera però ottimamente la sfera, Ferri torna su Bruno, prova a impostare, servendo ancora Ferri, ha davanti a sé De Crescenzo. Ferri però sbaglia tutto nel cercare di servire Foppa che si era portato in avanti e non si è trovato il pallone sulla corsa. A 19 secondi dal termine, quindi sarà il Benevento a mantenere il possesso con De Crescenzo, Rafinha, scivolamento difensivo da parte di De Crescenzo, ottima azione, prova poi la conclusione di destro, ma è corner a 8 secondi dal termine della prima frazione. Ancora una palla inattiva che potrebbe essere importante
per il Benevento. In quella precedente Luchinias ha segnato la sua doppietta, portando il risultato al 3-1. E Abdala che prova ad alzare questa volta la sfera per De Crescenzo, che si coordina, ma schiaccia a terra la sfera, e quindi facile presa per Palazzo. E termina qui il primo tempo sul risultato di 3-1. Dopo il vantaggio di Luchinias, il pareggio di Bruno, poi Rosato e ancora Luchinias hanno chiuso il primo tempo sul risultato di 3-1 per il Benevento.
Torna in campo per questo secondo tempo tra Itria e Benevento. Si parte con il possesso Benevento, risultato chiuso nel primo tempo per 3-1. Doppietta di Luchinias e Rosato, l'ex, per quanto riguarda il Benevento. Invece Bruno, che inizialmente aveva pareggiato l'incontro. Intanto scambio triangolo con Trabolonino che serve Rafinha, prova la conclusione di destro e c'è il 4-1 per il Benevento dopo solo 20 secondi di gioco della seconda frazione. Rafinha a portare sul 4-1 il Benevento. Tutto facile per questi primi 20 secondi, partenza lampo da parte del Benevento. Renoldi ha liberato benissimo il proprio compagno che di destro ha battuto sul primo palo Palazzo. Adesso partita tutta in salita per l'Itria, sono 3 i gol da recuperare. La Domada davanti a Serafigna, cerca una soluzione, prova a saltare in velocità, poi di sinistro riesce a mettere al centro, Montefalcone interviene in prima battuta, poi Volognino allontana, ancora Caruso, transizione offensiva, ancora con Rafinha che rallenta il gioco, poi prova la conclusione, smorzata da Ricci, blocca facilmente Palazzo. Ferri scambia con Punzi che però non riesce a trovare Ricci dalla parte opposta. Duro colpo subito nei primi secondi dall'Itria con il gol di Rafinha. Suo 14° gol in questa season per lui. Proprio Rafinha a ripartire, preferisce servire Montefalcone che prova la conclusione di destro, palla non molto lontana dall'incrocio dei pali. Palazzo serve Punzi, davanti a sé Caruso che lo pressa, Punzi però non riesce a mantenere la sfera sul parquet. Volognino serve Rafinha, Renoldi con il mancino torna nuovamente da Rafinha, Volognino sulla banda sinistra davanti a sé Ferri, Volognino fa muovere la sfera sotto i suoi piedi, poi serve Rafinha, ritorna ancora Volognino, Renoldi, Punzi riesce a respingere e a servire Ferri, sfera che raggiunge Ricci, la Domada, Punzi, ottima rotazione da parte dell'Itria in questa frazione, Ferri poi pressato da Rafinha, con la punta del piede riesce a fermarlo. Punzi, Ferri, ancora Punzi, Ferri perde metri l'Itria ma continua a impostare e mantenere il possesso, poi riesce a servire centralmente ancora Punzi che fa movimento, va di sponda su Ferri, Ricci pressato da Caruso, non c'è spazio ancora per l'Itria ma mantiene il possesso con la Domada, questa volta pressato da Renoldi che riesce a conquistare il possesso e poi nella battuta Renoldi però commette l'infrazione di muovere la palla e quindi sarà controfallo. Trascorsi i primi 2 minuti e 13 secondi di gioco, Rafinha dopo soli 20 secondi del secondo tempo è riuscito a trovare la rete del 4-1. Foppa, Ricci dalla banda opposta, prestato ancora a Renoldi, Ricci riesce a servire ancora Foppa, pallone sul mancino per lui Foppa, Punzi alza con la punta per la Domada, pressato da Caputo, mantiene De Caruso, mantiene benissimo il possesso, ancora la Domada, davanti a sé ancora Caruso, prova a saltare, ma questa volta Caruso riesce con la gamma di rientro a fermarlo. Ricci, Foppa, prova la verticalizzazione per la Domada, ma non si capiscono i due. Lancio lungo da parte di Montefalcone, ha provato la giocata di petto Caruso, Palazzo non si è fatto sorprendere, con la punta delle dita ha alzato il pallone oltre la traversa e sarà corner per il Benevento. Renoldi prova la conclusione da Figna sulla traiettoria, Foppa che però non riesce a mantenere sul parquet la sfera.
Riprende il gioco Rafinha, chiama lo schema ai propri compagni, Volognino fa movimento, libera Caruso che però non riesce a servire ancora Volognino, Punzi in mezzo a due, non riesce a uscire dal traffico, poi perde palla Caruso, ma c'è il fallo fischiato precedentemente commesso da Punzi, aveva dato vantaggio per un attimo il direttore di gara e ritorna poi sui suoi passi per fischiare il fallo, il primo commesso in questa seconda frazione, l'ha commesso Punzi ai danni di Renoldi e sarà Rafinha che insieme con Renoldi posizionano la sfera. Due in barriera richiesti da Palazzo, Foppa e D'Aversa. Parte Rafinha, finta suolata per Renoldi, palla troppo larga per lui. Riesce D'Aversa a intervenire e a respingere a muro. La conclusione provata da Renoldi sarà ancora Volognino a battere, ancora Renoldi col mancino, questa volta è Foppa ad opporsi, possesso che rimane ancora per il Benevento con Montefalcone che però non colpisce bene la sfera e quindi regala il possesso all'Itria. (16 minuti e 43 ancora da giocare). Tutto in salita per l'Itria, il risultato del 4-1 per il Benevento. Guardiamo le reti, doppiette di Luchinias, Marco Rosato e Rafinha per il Benevento. Bruno nel primo tempo aveva pareggiato l'incontro. Ricci sulla banda sinistra, punta Caruso, ancora Ricci, prova ad accentrarsi, non ha spazio, se la porta sul mancino, prova la conclusione, si oppone Caruso deviando in corner. Ricci cerca una soluzione, la trova in Foppa, si porta la palla sul mancino, se la allunga troppo, poi mantiene la sfera in campo Ricci, un rimpallo favorevole, poi in seconda battuta Caruso si rifugia ancora in corner, rimane in fase d'attacco l'Itria. Ricci prova a mettere al centro, un'ottima palla D'Aversa, ma nessun compagno pronto a ricevere. Montefalcone interviene deviando ancora in corner. Ricci, terzo calcio d'angolo consecutivo, prova a servire Foppa, non riesce a impattare sulla sfera. Rafinha fa ripartire i suoi servendo Renoldi, mette calma impostando il gioco su Rafinha che fa un movimento per liberare Volognino che viene servito sulla banda sinistra. Volognino ancora per Renoldi, prova la verticalizzazione a cercare Caruso, ma lancio troppo lungo per lui. D'Aversa, Punzi prova a far ripartire i suoi, guadagna qualche metro, prova a servire Semeraro in netto anticipo Abdallah che aveva capito tutto, poi Semeraro tira giù la maglia ed è il secondo fallo commesso dall'Itria. 15 minuti e 37 ancora da giocare, risultato di 4-1 per il Benevento. Rafinha, Abdallah si rifugia dietro da Montefalcone che di mancino serve Rosato, cambia banda su Abdallah, di prima su Rafinha. Rafinha prova a verticalizzare su Caruso, su De Crescenzo che riesce a stoppare per un attimo la sfera ma colpisce male verso la porta difesa da Palazzo che riparte su D'Aversa, pressato alto da Abdallah, cerca una soluzione, la trova in Punzi dalla banda opposta, non ha spazio nemmeno Punzi, prova a verticalizzare lungo per Semeraro, imprendibile per lui il lancio, possesso che ritorna al Benevento che sembra avere in mano la partita sia in fase di possesso che di costruzione. Prova l'Itria in pressing a fermarlo, ancora Rosato, riesce a saltare due uomini, anche il terzo a servire De Crescenzo, ottimo uscita da parte di Palazzo in anticipo su De Crescenzo, provvidenziale l'intervento dell'estremo difensore pugliese, riuscire ad evitare De Crescenzo la conclusione a rete, ottimo spunto da parte di Rosato che ha saltato tre uomini, ancora Rosato, dietro per Rafinha, conclusione, colpisce male la sfera che finisce altissima. Ferri
Semeraro di sponda su Ferri, era stato fischiato intanto un calcio di punizione a favore dell'Itria, primo fallo commesso. Intanto Punzi prova lo spunto, aveva saltato benissimo De Crescenzo, poi con il mancino ha cercato la conclusione ma si è posto a muro Rosato. Punzi chiama lo schema ai propri compagni, cerca una soluzione vicino a sé Ferri, gli passa davanti, serve D'Aversa, di prima ancora su Punzi, finta il tiro, ritorna con la suola sui propri passi, ancora Punzi, cerca una soluzione, la trova in D'Aversa sulla banda destra, Punzi riesce a girarsi ancora, cerca verticalizzazione per Semeraro, poi un rimpallo per un attimo, sia De Crescenzo che Rafinha sembrano non intendersi i due, De Crescenzo va in difficoltà e si rifugia quindi in fallo laterale. Semeraro sul secondo palo prova a cercare Ricci, ma sulla traiettoria Rosato la devia. Montefalcone, lancio lungo a cercare Rosato, stop che non avviene all'interno del parquet, quindi palla fuori e possesso ancora Itria. Ricci, prestato da De Crescenzo, Semeraro scarica su D'Aversa alla banda opposta, D'Aversa mantiene con la suola, poi cerca con l'esterno di servire Ferri. Abdala intercede sul passaggio e quindi sarà Ferri a riprendere il gioco per l'Itria, servendo davanti a sé Palazzo. Ricci, pressato ancora da De Crescenzo, passaggio per D'Aversa sporcato da De Crescenzo. 14 minuti al termine del match. Ferri centralmente, prova a saltare Rafinha, raddoppia la parte di Abdala, recupero del possesso da parte del Benevento, ancora Rafinha, Semeraro pressato, prova a pressare Rosato, suolata da parte di Abdala, Rafinha espera la porta, pressing alto da parte dell'Itria, ma ne esce bene Rafinha guadagnando un fallo laterale. Entra in campo anche Zonta, Abdala prova a servire De Crescenzo, stop di petto da parte di De Crescenzo, pressato da Ricci, recupera ottimamente la sfera, ma poi un rimpallo favorisce ancora Ricci. Ricci si porta la palla sul destro, calcia di punta e palla sul palo esterno. Occasione Itria con Ricci che ha cercato la conclusione di precisione, sorpreso Montefalcone sul secondo palo, ma è stato proprio il legno stesso a salvarlo. Abdala non riesce a servire De Crescenzo, prova l'Itria a pressare in avanti il Benevento, la Domada non ha soluzioni, scarica quindi su D'Aversa, sulla banda destra cambia ma sbaglia tutto e serve involontariamente Marco Rosato, la conclusione si oppone benissimo in parata bassa Palazzo, transizione offensiva con Ricci che serve per un attimo la Domada, in controtempo non riesce a controllare la sfera. Intervento provvidenziale dell'estremo difensore pugliese che è riuscito a respingere la conclusione di Rosato, occasione limpida su un errore in fase di impostazione dell'Itria, ma nulla di fatto, il risultato rimane fermo sul 4-1. Zonta prova a uscire dal traffico, si porta la palla fuori, prova a ripartire subito l'Itria con D'Aversa, cerca di sfruttare il momento buono l'Itria in questa fase di gioco. La Domada serve D'Aversa, Ferri prova a puntare Rosato, ancora Ferri, torna sui suoi passi, poi serve ancora D'Aversa, il numero 22, punta Zonta, prova a portarsi la palla sul mancino, ancora D'Aversa, mantiene il possesso, poi prova una conclusione cercando la luce della porta, ma palla che finisce fuori. Montefalcone fa ripartire i suoi servendo il vicino compagno Rosato. Zonta, pressing alto da parte dell'Itria, riesce a uscirne benissimo Abdala, mantiene il possesso Abdala, poi verticalizza per Zonta che prova la conclusione a rete, ma impatta male con la sfera che finisce alta. Sarà ancora D'Aversa, provare a far ripartire i suoi, che scarica su Ricci, chiede di far partire la Domada, che mantiene il possesso, salta benissimo in velocità Rosato, ancora la Domada, Abdala, ancora Rosato, che prova a intervenire, poi la Domada, la conclusione che finisce al lato. Ottima incursione da parte di la Domada, riuscire a saltare due uomini, ma poi è arrivato stanco veramente alla conclusione, ancora recupera un'ottima palla la Domada, scarica su Ferri, ancora Itria, finta il tiro Ferri, se la porta sul mancino, prova la conclusione centrale, Montefalcone respinge con parata bassa, Zonta mantiene il possesso nella propria area, poi cerca di liberarsene, Ricci in anticipo su De Crescenzo, finta il tiro, a spazio Ricci,
mantiene su Punzi che prova la conclusione, ribatte a muro Salas. Palazzo mantiene in avanti la propria squadra servendo Ferri. Azzonta davanti a sé Ferri, si porta avanti con il mancino, prova ad accentrarsi, non ha spazio, cerca verticalizzazione per Ricci, interviene Abdala, prova a far uscire fuori i suoi, riesce a servire per un attimo Sala, torna poi in fase difensiva Ferri a fermare la transizione offensiva Sannita. Salas pronto a riprendere il gioco, serve dietro per Abdala, ancora Salas, arretra, costretto a rifugiarsi da Montefalcone che prova il lancio lungo centralmente. Palazzo, parata facile per lui. Semeraro centralmente per Punzi, ottima l'incursione centrale da parte del grande la Veronica, da parte del numero 2 dell'Itria. Non trova poi lo spazio per la conclusione con l'intervento in fase difensiva di Salas che lo ferma. D'Aversa prova a servire centralmente, ma sulla traiettoria c'è Abdala che ne esce benissimo in fase difensiva. Avanza ancora Abdala, doppio passo, poi incespica sul pallone. Ne approfitta Punzi che subisce fallo da Abdala. Del secondo fallo commesso dai beneventani. 2-2 il conteggio dei falli finora. 10 minuti e 40 al termine del match, risultato di 4-1 a favore del Benevento. Primo tempo conclusi sul 3-1 per i Sanniti. Nel secondo tempo, nei primi 20 secondi, Rafinha li ha portati sul 4-1. Poi l'Itria ha cercato in più occasioni di accorciare le distanze, ma ha mantenuto benissimo la difesa beneventana. Rafinha adesso in grande difficoltà sul pressing, raddoppiato da Semeraro in concomitanza con D'Aversa. Recupera quindi la sfera l'Itria in fase offensiva. Sarà Punzi a riprendere il gioco. Guarda i propri compagni centralmente, attende qualche movimento, viene incontro ad Aversa, supera i 4 secondi, quindi cambio fallo. Sfumata l'occasione per l'Itria in fase offensiva, riprende il gioco il Benevento con Rafinha che cerca di mettere calma ai propri compagni. Volonnino di prima per Luchinias, contrasto tra Rafinha e Punzi, poi ancora Semeraro in scivolata. Rafinha spaventa Semeraro che è costretto a intervenire forte e quindi a calciare la palla troppo lunga per i propri compagni. Ancora Salas per Rafinha, pressing alto da parte dell'Itria con Semeraro. Salas costretto a cercare di servire ancora Rafinha, interdizione da parte dell'Addomada. Volonnino cerca di servire Luchinias, ma sfera che non raggiunge il proprio compagno. Anzi, era uscito dopo soli 2 metri dal punto in cui aveva calciato Volonnino. D'Aversa lascia la sfera all'Addomada. Ancora D'Aversa, spazio davanti a sé Montefalcone. D'Aversa prova con la sola a saltare Luchinias che interviene rifugiandosi in corner. Rimane in fase offensiva l'Itria. D'Aversa prova l'Addomada alla conclusione. Smorzata, schiacciata a terra, finisce sull'esterno della rete. Montefalcone prova a lanciare subito i suoi in avanti. Punzi ben appostato, riesce a servire di testa Semeraro, forse un po' scoperta la difesa da parte del Benevento, ma c'è il recupero velocissimo da parte di Luchinias. Ancora D'Aversa, si accentra, prova il mancino deviato e sporcato da Luchinias. Ancora corner per l'Itria, continua in transazione offensiva. Ancora D'Aversa, questa volta sborza il pallone a terra nel calciare di mancino. Facile l'intervento da parte di Rafinha, poi di prima Luchinias di sponda su Salas, chiede palla Luchinias, non riceve, preferisce ritornare su Rafinha che gira con la sola, pressato dall'Addomada. Rafinha cerca una soluzione, mantiene ottimamente il possesso, serve Volonnino di prima su Salas. Luchinias prova verticalizzazione, sporca la palla Punzi e poi Volonnino, occasione a tu per tu con Palazzo, ma calcia male. Protesta l'Itria per un probabile controllo di mano, ma nulla da ravvisare per il direttore di gara. Occasione sfumata ancora una volta da Volonnino. Prova a ripartire l'Addomada in mezzo a 2. L'Addomada difende la sfera, ora in mezzo a 3. Cerca di uscire dal traffico. L'Addomada mantiene ottimamente il possesso, ne salta con la sola. 2, 3. Poi fallo da parte di Volonnino, forse da ultimo uomo. No, c'è cartellino giallo per lui. Fallo da parte di Volonnino in scivolata sull'Addomada, tu per tu con Montefalcone. Giocata
spettacolare da parte sua, con la sola si era liberato di 3 avversari. Volognino è stato costretto ad atterrarlo. E punizione dal limite per l'Itria. Grande giocata da parte di Laddomada. Punzi che posiziona la sfera, 3 uomini in barriera richiesti da Montefalcone, la distanza è ravvicinata, cerca di coprire con Zonta, Salas e Renoldi, si stacca invece Rafinha sul secondo palo a difesa di copertura sulla Domada. Punzi, anzi stacca Zonta sul primo palo e si aggiunge Montefalcone in barriera, parte Punzi, rincorsa corta per lui. Serve Foppa, la conclusione ancora, poi Punzi da terra. Montefalcone su una conclusione smorzata è riuscito a bloccarla, prova a far ripartire i suoi con Rafinha, ancora un errore in fase di impostazione da parte del Benevento. Punzi mantiene il possesso con la suola, mette calma servendo Ferri, esce dalla propria area il Benevento cercando di trovare ossigeno e respiro in questa transizione offensiva continuata da parte dell'Itria. Poi un rimpallo favorisce il possesso Sannita e quindi sarà Renoldi a riprendere il gioco. 8 minuti e 34 al termine dell'incontro, risultato sempre sul 4-1, ma occasioni da una parte e dall'altra. Renoldi, Salas, Volognino di prima su Rafinha, torna ancora su Salas, ottima giocata in fase di costruzione da parte del Benevento che mantiene ancora il possesso con Renoldi che lascia scorrere sull'intervento di Ferri. Salas, Volognino, ha davanti a sé Ferri, ritorna ancora su Salas. Renoldi, pressato da Ferri, Volognino riesce a giocare di prima su Rafinha, scivola Punzi e quindi favorisce Renoldi in fase di attacco ancora Volognino, a tu per tu con Palazzo, prova a saltarlo ma Palazzo con la punta del piede provvidenziale nella deviazione, sfuma quindi la fase di attacco del Benevento che ne era uscita benissimo dalla propria area. Ancora Salas, serve ancora Volognino, di prima in sponda, trova Rafinha. Torna su Renoldi con il mancino, arretra per poi servire Salas sulla banda sinistra, pressato da Foppa, riesce per un attimo Rafinha a toccare la sfera ma non a controllarla. 7 minuti e 44 ancora da giocare, Ferri prova a portare avanti i suoi, serve Punzi e spara alla porta, prova a girarsi, contrastato da Rafinha, prova la Domada, la conclusione di sinistro, forse è toccato alla fine, nulla da ravvisare per l'arbitro, poi si scontrano Punzi e Montefalcone. Commette fallo il giocatore pugliese del terzo fallo commesso dall'Itria. Riparte subito il Benevento, Volognino guarda in avanti i propri compagni, riesce a servire Caruso e spara la porta, è pressato ancora da Punzi, riesce a girarsi Caruso ma c'è fallo commesso da Punzi. Ammonizione per mister Scarpitti. Quarto fallo commesso dall'Itria. In giro di pochi secondi Punzi ha commesso prima fallo su Montefalcone, poi su Caruso che aveva difeso palla benissimo, riuscendosi a girare. È stato costretto a fermarlo Punzi commettendo fallo. 7 minuti e 20 al termine del match, punizione in fase offensiva per il Benevento. Continuano le proteste da parte della panchina beneventana, cerca di mettere calma il direttore Faiella. Rafinha, il crono a fermare il gioco e chiede di poter espellere un componente della panchina del Benevento su richiesta da parte del crono Barbato. Animi accesi in questa ultima frazione di gioco. Il direttore Daniele Fior della sezione di Castelfranco Veneto si assicura che il componente espulso del Benevento debba lasciare il parquet, non può sostare nemmeno nella parte della tribuna. Tanto
Intanto si attende per il calcio di punizione in fase di attacco per il Benevento. Sarà Rafinha a occuparsi di questo calcio di punizione. Il risultato, ricordiamo, sul 4-1, 7 minuti e 20 ancora da giocare, 4 falli commessi dall'Itria, 3 dal Benevento. Secondo tempo sicuramente più nervoso. Un Benevento che finora ha saputo mantenere il possesso e il risultato. Rafinha parte, prova la conclusione direttamente in porta, colpisce Ferri in barriera e quindi sarà corner. Sarà Renoldi a occuparsi della battuta. Posiziona la sfera, poi prova a darla centralmente, palla che sbatte su Punzi e finisce nuovamente in corner. Sempre Renoldi a occuparsi della battuta, serve dietro per Bolognino, prova la conclusione di prima, ma palla altissima. Fase adesso un po' di stanca, viene chiesto il time out dall'Itria. Si ritorna in campo dopo il time out richiesto dall'Itria. Bruno dà indicazioni ai suoi, probabilmente proverà il tutto per tutto in quest'ultima parte di gioco. Mancano 7 minuti e 13 al termine. L'Itria ha commesso 4 falli a 3, il risultato è sul 4-1 per il Benevento. Probabilmente ci sarà una fase del match in cui proverà il power play. Palazzo, Foppa, riesce a servire Ricci, pressato da Caruso. Ritorna ancora su Foppa, non c'è spazio, pressing alto da parte del Benevento, la Doma dato per tu con Rafinha, si accentra, poi ritorna sui suoi passi, cerca il dribbling, poi riesce ad essere servito Caruso che prova a saltare Palazzo e la piazza con il mancino per il 5-1 Benevento. Ventesimo gol in campionato per Caruso. Mette al sicuro il risultato allungando sul 5-1 per il Benevento. C'è una montagna da scalare adesso per l'Itria che proverà il tutto per tutto con il power play e Ferri a indossare la maglia numero 10 del portiere di movimento. 6 minuti e 48 al termine. Ferri poggia ancora su Ricci. Ancora Ferri, prova l'attacco posizionale l'Itria cercando Pertugio giusto, Ferri, si ritorna ancora da Ricci centralmente, cerca la soluzione, 2 uomini laterali che cercherà di servire Ricci, lo fa in questo momento sulla Domada ma non ha lo spazio necessario per arrivare a conclusione, quindi si ritorna ancora da Ferri, Foppa prova centralmente, chiude Rafinha, corner. 6 minuti e 12 ancora da giocare, ma risultato largo per il Benevento, 5-1 fino a questo momento. Foppa, non sarà facile scardinare la miglior difesa del campionato. Ferri, Punzi, ancora Ricci,
Ferri, pressato da Renoldi, riesce a servire Foppa, di prima libera Ricci, guadagna qualche metro, scarica ancora su Ferri, cerca lo spazio, riesce a servire ancora Ricci, di tacco per la Domada, spara alla porta, ritorna ancora su Punzi centralmente, posizionamento ad albero di Natale per l'Itria. Questa fase di gioco con il portiere di movimento, continuano gli scambi tra Foppa e Ricci, poi serve Ferri, ancora Punzi, suolata per la Domada, Ricci, ben messo in fase difensiva, il Benevento non lascia spazi, Foppa costretto a tornare ancora su Ferri, continua la rete di passaggi dell'Itria alla ricerca della verticalizzazione giusta, ma si muove molto bene il Benevento, chiude ancora con Rafinha, sarà ancora corner. In realtà c'è stata una deviazione, quindi possesso Benevento. 5 minuti e 08 ancora da giocare, Montefalcone prova a servire Luchinias che per un attimo colpisce la sfera ma non la controlla, Punzi riesce a servire Ricci, poi c'è uno scontro tra Luchinias e Punzi e viene ammonito Luchinias. Scorrettezza da parte del Sannita Luchinias che viene subito tirato fuori da mister Scarpitti. Quarto fallo commesso dal Benevento. Anche l'Itria ha commesso 4 falli fino a questo momento. 4 minuti e 58 da giocare. Prova ancora il tutto per tutto l'Itria con il portiere di movimento Ferri. Possesso con Ricci. Foppa cerca lo spazio, serve Punzi, ma è lontano dalla porta. Ancora Ricci, ritorna su Punzi, riesce a servire la Domada lateralmente, prova ad accentrarsi la Domada, ma intervento di Zonta provvidenziale per fermare l'occasione Itria. Ricci, ancora Ferri, Punzi, ritorna su Ferri, non c'è spazio, quindi prova a girar palla ancora l'Itria. Ricci va sulla Domada, prova la puntata in porta, ma Montefalcone si è fatto trovare pronto e a mano aperta ha deviato in corner. Quattro minuti e 22 ancora da giocare, transizione offensiva con il portiere di movimento da parte dell'Itria. Mantiene quindi il possesso l'Itria cercando di impostare con il portiere di movimento in avanti, scambi fitti tra Ricci e Ferri. Punzi lascia scorrere per Ricci, non mantiene bene il possesso, aveva perso per un attimo il controllo della palla, poi c'è un contrasto a terra tra Renoldi e Ricci, alla fine alla meglio Ricci, mantiene quindi il possesso l'Itria. Ferri, ancora Punzi, Ricci, Ferri, scorre intanto il timer, 3 minuti e 46, di prima Punzi, di prima anche Ricci, ma ancora non c'è spazio. Ferri, ben disposta la difesa beneventana. Punzi, Foppa, riesce a servire Ferri, cerca lo spazio per calciare, forse un fallo da parte di Bolognino, ma non interviene il direttore di gara. Ancora Ricci centralmente per Punzi, la conclusione! Montefalcone, grande risposta alla sua, devia ancora in corner. Corner che è pronta a battere la Domada. Chiesta la distanza sull'interdizione da parte di Rafinha. Si riparte da Ricci, 3 minuti e 20 ancora da giocare. Ferri. Ancora Punzi, ritorna ancora da Ricci. Ferri. Ricci a cercare Foppa, ma è lontano dalla porta, quindi ancora fitte trame di gioco. Ferri prova la conclusione, sbatte contro Bolognino. Ferri. Punzi, scusate, Ricci. Ancora Ferri, forse allo spazio per il tiro, non tira ancora, ritorna su Ricci, prova la conclusione di punta, scivolata da parte di Renoldi.
che respinge. 2 minuti e 43 ancora da giocare, risultato sul 5-1. Non molla l'Itria, ci prova con tutte le sue forze a trovare un'occasione. Foppa prova la conclusione, palla troppo larga, finisce fuori. Montefalcone prova a lanciare subito Volognino, ma è Palazzo che in anticipo di testa la devia in faro laterale. 2 minuti e 28 ancora da giocare, ricordiamo i falli sono 4 a testa. Volognino, Caruso prova a girarsi con la sola, ma Punzi gliela soffia da sotto ai piedi e quindi riparte in mezzo al traffico. Punzi cerca una soluzione, attaccato da 3, non subisce fallo, ma perde il possesso con Volognino che serve subito Rafinha di esterno su Abdala. Non perfetto il passaggio del Volognino, che però riesce a controllare. Poi in anticipo Ricci su Caruso, cerca di mantenersi in fase offensiva il Benevento. Iniziano a mancare le forze per l'Itria in quest'ultima parte di gioco, dato tutto per tutto fino a questo momento. Volognino prova la conclusione, a giro a cercare l'incrocio, ma sfera che finisce di poco a lato. Foppa prova a lanciare la domada, lancio troppo lungo per lui. Restano 2 minuti di gioco, risultato 5-1 per il Benevento. Ricordiamo il risultato maturato 3-1 nella prima frazione di gioco con la doppietta di Luchinias e con il gol di Rosato. Poi Rafinha e Caruso nel secondo tempo hanno allungato. Punzi, pressato da Caruso, riesce a girarsi ma non trova soluzioni tra i propri compagni. Poi prova ad alzarla, ma a recuperarla è proprio Volognino. 2 contro 1, Volognino prova ad accentrarsi, cerca la conclusione, si oppone in opposizione bassa Punzi. Volognino a battere il corner, riesce a servire Abdala, conclusione radente che va a lambire il palo alla destra di Palazzo, ma non trova lo specchio della porta. Rimane alto il Benevento per evitare il portiere di movimento all'Itria. Poi c'è un fallo da parte di Rafinha ed è il quinto fallo commesso dal Benevento. Viene ammonito Rafinha, giallo anche per lui, oltre a Luchinias e Volognino. Per l'Itria invece ha ammonito solo Bruno. 1 minuto e 26 da giocare, risultato 5-1. C'è da scalare davvero una montagna per l'Itria, ma l'orgoglio di cercare di accorciare le distanze non manca. Punzi guadagna metri, serve Foppa davanti a sé Volognino, finta la conclusione, torna su Ricci in seconda battuta su Punzi che prova centralmente a servire Foppa, si oppone Zonta, ancora Ricci, serve Foppa, prova la conclusione, colpisce di esterno e finisce abbondantemente fuori. Montefalcone a servire Caruso che tutto solo di petto non può far altro che poggiarla in rete per il 6-1, doppietta per lui. Si chiude qui, quindi un incontro dove manca 1 minuto al termine. Il risultato sul 6-1, Caruso con la doppietta raggiunge quota 21 reti in campionato. Il risultato ampiamente largo, ma che sul campo sicuramente non dice questo. Se la sono combattuta entrambe le squadre davvero a viso aperto, occasioni da una parte e dall'altra. Poi è dilagato probabilmente un po' il risultato anche per occasioni mancate dall'Itria, ma Benevento davvero messo in campo ottimamente, ha mantenuto perfettamente il parquet. Entra in campo Mellone al posto di Montefalcone. A 35 secondi dal termine, Ricci ancora per Punzi, la domada e spara la porta, alza per Punzi, palla per Ricci, pressing da parte di Abdala.
23 secondi. Ancora da giocare. Lascia scorrere il tempo l'Itria, non ci sono più forze, è un risultato largo, ma è partita dove nel primo tempo ha visto un'Itria giocare a viso aperto e un Benevento che ha meritatamente vinto questo match, ma non è stato per nulla facile, ma grande partita da entrambe le squadre, divertimento e grande futsal. E dal nuovo Palasport di Fasano è tutto, risultato finale Benevento 6, Itria 1. Vi auguro una buona serata, arrivederci al prossimo match.